Ben ritornati cari telespettatori, rieccoci insieme. Ben ritornata con noi Vanna Giantin, segretaria generale FNP, pensionati della CISL Veneto. Grazie segretaria. Allora, bisogna che ci supporti anche in questo capitolo che è necessario e doveroso affrontare, perché abbiamo parlato insieme più volte della situazione nelle case di riposo, il disagio gravissimo che si era venuto a creare durante la pandemia. Per fortuna il miglioramento progressivo a seguito delle vaccinazioni, anche se poi a livello nazionale si sono manifestate delle nuove infezioni, però tutto sommato per fortuna gli ospiti sono vaccinati, quindi conseguenze sembrano non esserci state. Adesso però c'è l'altra fase, un disagio psicologico molto forte, che tra l'altro mina lo stato anche non solo di equilibrio psicofisico ma di salute in senso strettamente biologico degli ospiti, perché le visite da moltissimo tempo sono sospese, sono limitate, sono monitorate, controllate, insomma anche i famosi abbracci attraverso questi meccanismi di protezione sono qualcosa di estremamente difficile da comprendere. Allora, qual è lo stato dell'arte in queste strutture? Se ne è parlato anche a livello nazionale, ma voi poi fate giustamente la vostra campagna a livello territoriale e regionale. Allora, noi avevamo insistito con la Regione Veneto già dalla fine di marzo e l'abbiamo ribadito nella riunione che c'è stata con CGIL, CISL e UIL il 6 di aprile alla Regione Veneto, chiedendo un sistema di messa in sicurezza dei parenti per aprire le case di riposo. La richiesta che avevamo fatto noi era quella: vaccinate un familiare per ogni paziente ricoverato, in modo che ci sia la possibilità di farli entrare in massima sicurezza e quindi senza rischi di contagi, eccetera. Dalla Regione non abbiamo mai avuto risposte. Poi nel contempo si sono mosse all'esterno la comunità di Sant'Egidio, i comitati di familiari, c'è stata una manifestazione anche a Padova, che chiedevano di riaprire le case di riposo, perché i segnali che arrivavano a noi, ma che penso arrivavano a tutti, erano quelli che, superata la, diciamo così, pandemia da contagio, quindi con la meno diffusione di Covid, eccetera, si stava creando una situazione di marcato abbandono e depressione da parte degli anziani, perché non vedevano più parenti, figli, nipoti e soprattutto si sentivano abbandonati. Questa era la necessità di riaprire le case di riposo. A maggior ragione nel momento in cui il governo ha tracciato una linea di riapertura di tutta una serie di strutture, non si capiva perché non c'era stata un'azione di riapertura, anche seppur parziale, sulle case di riposo. Le famose stanze degli abbracci, quelle praticamente con i teli di plastica eccetera, non erano state attivate in tutte le case di riposo. Certo, infatti sì. Una ricerca fatta dalla comunità di Sant'Egidio diceva sostanzialmente che solo in 64% delle strutture avevano messo in atto situazioni di questo genere, ma che addirittura c'erano strutture totalmente chiuse, senza neanche i contatti con i telefonini, con i tablet, eccetera, per cui erano praticamente chiusure cioè strutture completamente chiuse a qualsiasi contatto con i familiari. Questo dove ci portava? Ci portava da un lato a pensare alla salute degli anziani, ma dall'altro lato anche dover tranquillizzare le famiglie che, escluse totalmente dall'accesso alle case di riposo, si ritrovavano praticamente a non dover capire che cosa succedeva dentro le case di riposo. Da qui l'insistenza con la Regione Veneto. Avevamo fatto una settimana fa, proprio perché non abbiamo avuto risposte, una lettera di incontro urgente all'assessore Lanzarin, chiedendo di riprendere questa cosa, anche perché lei aveva promesso che appena avevano messo insieme
le linee guida da dare alle case di riposo, ci avrebbe convocato per dirci sostanzialmente che cosa sarebbe successo. Dall'altro lato noi avevamo bisogno e abbiamo tuttora bisogno che la Regione fornisca non solo a noi ma anche alla popolazione dei dati certi di come è messa oggi la situazione nelle case di riposo. Perché noi abbiamo avuto i dati rispetto al contagio, ai decessi, la Regione ce li ha dati fino a dicembre. Da dicembre in poi non abbiamo più saputo nulla. Abbiamo sotto gli occhi i dati del Ministero della Sanità che ci dice quanti decessi ci sono stati in Veneto e quanti per Covid, però com'è attualmente la situazione dentro alle case di riposo, sostanzialmente la Regione non ce li ha mai dati. Allora, segretaria, poi è vero che la partenza del piano di vaccinazione ha fatto sì che le case di riposo siano state messe in sicurezza sia rispetto, diciamo così, ai contagi, sia rispetto anche alle cosiddette malattie e morti, nel senso che ormai si dice sistematicamente che dentro alle case di riposo non ci sono più contagi e sono diminuiti enormemente i morti. Allora, segretario, riprendiamo adesso, questo è un po' un sunto in generale di tutta una situazione, ma ci sono i punti vari da analizzare dettagliatamente. Allora, abbiamo anche una prima slide, contagi Covid di cui lei stava parlando nell'RSA da febbraio a dicembre 2020, questa sempre fonte della Regione Veneto, e abbiamo dei dati che ci fanno vedere un certo tipo di andamento, sempre come diceva lei ci si ferma a dicembre, al 10 dicembre 2020. L'ultimo dato di dicembre ci metteva in situazione di allarme generale perché ci dava un dato di 3.662 positivi Covid e 160 ricoverati. Quindi rispetto ai mesi precedenti, a partire ovviamente da aprile, c'era stata questa impennata di contagi che ci aveva messo in forte allarme. Per questo avevamo chiesto immediatamente alla Regione di darci un aggiornamento della situazione successiva, aggiornamento che non è mai avvenuto. Ecco, e a fronte di questo, quindi a seguito dei contagi, ci sono stati poi moltissimi decessi e infatti vediamo la slide successiva che ci mostra a partire dal 16 aprile del 2020 fino ad arrivare al 10 dicembre un crescendo con numeri di 1968 al 10 dicembre. Anche qui vediamo questa impennata ai primi di dicembre, tant'è vero che in un mese, dal 10 di novembre al 10 di dicembre, abbiamo avuto un incremento di 800 praticamente decessi nelle case di riposo e anche qui poi la Regione ha interrotto totalmente le informazioni, non si capisce se perché loro comunque i dati ce li hanno settimanalmente da tutte le case di riposo. È stata quindi una volontà della Regione non renderli pubblici. Allora, altro dato interessante è il confronto dei decessi totali e i decessi Covid in Veneto per i periodi di gestione della pandemia. Queste sono fonti Istat e Istituto Superiore di Sanità, vanno da marzo 2020 a marzo 2021. E che cosa ne emerge? Vediamo un po' la slide successiva, decessi in Veneto da inizio pandemia. Ci sono numeri interessanti, abbiamo una parentesi giugno-settembre 2020 con pochissimi decessi dovuti alla pandemia, poi un crescendo, comunque ci sono numeri rilevanti anche per decessi. I due report pubblicati il 31 marzo dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Istat, che ci dice praticamente che da ottobre 2020 a marzo 2021, che è stata la seconda ondata di Covid, la seconda ondata dei contagi, quella che viene definita come la seconda ondata, il Veneto ha avuto 33.842 decessi, di cui 8.232 specifici per decessi Covid. E qui vediamo anche che rispetto a giugno-settembre, che vabbè, decessi ce ne sono stati pochi perché era considerata l'estate e quindi quella che poi qualcuno aveva letto come liberi tutti,
ma rispetto al periodo marzo-maggio 2020, che era la prima ondata della pandemia, vediamo che sono cresciuti enormemente i decessi totali, ma sono cresciuti enormemente anche i decessi per Covid. Questo cosa ci porta a dire? Che la seconda ondata, quella che abbiamo chiamato seconda ondata, partita dopo l'estate dell'anno scorso e praticamente che stiamo ancora gestendo adesso con le vaccinazioni, è stata sia per contagi che per morti molto più aggressiva della prima ondata dove c'è stato il lockdown totale. Certo, quello che emerge adesso, perché siamo arrivati a questa situazione, poi subentrano i vaccini, altro elemento fondamentale. Voi avete un report settimanale del governo che dice che il 71% degli ospiti dell'RSA Venete ha completato il ciclo vaccinale, l'87% ha ricevuto la prima dose e poi si sta già procedendo, credo, con la seconda dose. Però voi dite che vi manca un dato, cioè non sapete quanti non sono vaccinabili per patologie incompatibili. Allora, se possiamo mandare la slide, diciamo che l'affermazione... Quella delle vaccinazioni, insomma, in Veneto, sì. Allora, l'affermazione che fa la Regione Veneto è che le RSA sono praticamente Covid-free e quindi non ci sono più contagi e quindi sono tutelate tutte dal contagio Covid. È anche per questo che noi, proprio perché la Regione già da marzo diceva che le case di riposo erano Covid-free, continuavamo a dire che allora si poteva aprire con una serie di regole, di cautele, eccetera, all'accesso dei familiari. Questo dato, che è il report del 30 aprile praticamente del governo, che cosa si dice? Che in Veneto le case di riposo, gli ospiti delle case di riposo, hanno ricevuto per il 71,13% la prima dose, no, il ciclo completo. Un altro 15,89 ha ricevuto solo la prima dose e quindi è in attesa della seconda, e poi c'è un 12,98% che viene considerato in attesa. In attesa non si capisce di cosa, perché dire che tutte le case di riposo sono Covid-free perché tutti sono vaccinati, si deve spiegare quel 12,98% sono persone che non possono ricevere il vaccino per patologie oppure sono persone entrate successivamente alla campagna di vaccinazione che c'era già stata e che quindi non sono state vaccinate, oppure sono persone che in qualche maniera hanno rifiutato il vaccino. Cioè, capire queste cose vuol dire anche capire sostanzialmente come è messa la tutela e l'immunizzazione, chiamiamola così, dei diversi ospiti della casa di riposo. E anche a questo non c'è assolutamente risposta. Manca un adeguamento di questi dati. L'altra cosa che noi vorremmo sapere è che siccome dentro le case di riposo era chiaro, era stato pubblicato, era stato detto che c'era una parte del personale, non in tutte ma in alcune zone sì, che aveva rifiutato la vaccinazione perché Novax, ora c'è una legge che per chi lavora con persone fragili, con gli ospedali eccetera, è obbligatoria la vaccinazione. Noi vorremmo anche capire dalla Regione che tipo di controlli ha fatto e se ovviamente queste persone che hanno rifiutato in prima battuta la vaccinazione nel contempo si sono vaccinate o se sono state cambiate di lavoro in modo che non siano al contatto con gli anziani che sono le cosiddette persone fragili. Ecco, però c'è un aspetto che di fatto, che è l'impedimento totale, l'ha detto anche più volte il Presidente dell'Uripa e anche vari direttori sanitari, che è il Ministro Speranza che non è intervenuto, ovvero andrebbe eliminato l'articolo 11 del DPCM 6 marzo, il quale bloccava
tutte le aperture e demandava la responsabilità ai direttori sanitari. I direttori sanitari, alla luce di questi percentuali di non vaccinabili, alla luce di una situazione non omogenea, non si assumono responsabilità civile e penale di aprire e dicono: prima intervenga il Ministero, tolga questo articolo 11 con un emendamento, quindi un DPCM che va modificato, e a seguito di questo, se noi abbiamo i controlli dei carabinieri eccetera, dei controlli ispettivi perché si verifica un caso, nessuno di noi vuole assumersi una responsabilità di questo tipo. È anche corretto un discorso del genere, cioè, tanto è vero che adesso si interviene con la conferenza Stato-Regioni, hanno fatto dei protocolli ed è lo Stato che interviene, è giusto così, no? Assumersi la responsabilità è anche difficile come direttore sanitario di una situazione di tanti pazienti fragili, con tanti ospiti, insomma non è così, no? Non è... Allora, diciamo che le dichiarazioni fatte dal Presidente dell'URIPA lasciano anche qualche perplessità, perché in una intervista fatta la settimana scorsa, lui da un lato dice che comunque i parenti li fanno entrare anche se non si potrebbe, senza dire con quali cautele, con quali sicurezze, eccetera. E quindi se si fanno entrare i parenti clandestinamente, non si può poi dire che non possono farli entrare perché mancano le regole. Infatti quello che noi avevamo chiesto alla Regione erano delle disposizioni con le sicurezze che valessero per tutte le case di riposo. Prendiamo atto che in questo momento la Regione ha preferito aspettare di vedere che cosa succedeva a livello nazionale. Allora, a livello nazionale ormai, anche per la pressione fatta dalla comunità di Sant'Egidio, da vari parlamentari, ma anche da qualche personaggio pubblico dello spettacolo, adesso praticamente si stanno convincendo che è opportuno aprire le case di riposo ai familiari. Prima si parlava di un emendamento al decreto ristori. Sì. La notizia invece di questa mattina, dopo la riunione di ieri tra Regioni e Stato, praticamente ci dice che il Ministro Speranza starebbe preparando una ordinanza che permetta ai familiari di accedere e che questa dovrebbe essere, mettiamoci il condizionale, operativa già dalla settimana prossima. Quindi senza il famoso certificato verde? Senza, si era parlato anche allora, di... La direttiva del Ministero di Speranza praticamente permetterebbe lo sblocco delle visite dei familiari nelle RSA con alcune garanzie. Le garanzie dovrebbero essere, perché finché non vediamo un documento ufficiale parliamo di notizie stampa, dovrebbero essere le stesse del certificato verde che serve per andare in ferie, per muoversi da una regione all'altra, eccetera. Cosa vuol dire? Che i familiari che chiedono di accedere alle case di riposo per visitare un loro ricoverato, un loro familiare ricoverato, dovrebbero esibire o il certificato di guarigione da Covid, perché vuol dire che sono immunizzati, o il fatto di aver fatto la vaccinazione prima e seconda dose, quindi devono essere comunque vaccinati con tutte e due le dosi, oppure fare un tampone 48 ore prima che dimostra che non siano positivi al Covid. Queste sono le tre cose che dovrebbero già essere da metà maggio sul cosiddetto Green Pass, cioè il certificato per muoversi turisticamente da una regione all'altra, eccetera, e le stesse regole dovrebbero valere per accedere sostanzialmente alle case di riposo e per poter visitare un parente ricoverato. Qui sorge poi un altro problema, quello di come le case di riposo regoleranno gli accessi, perché se tutti chiedessero di entrare alle 8 di mattina per vedere i ricoverati, si creerebbe qualche assembramento non certamente gestibile. Allora, fissate quali sono le regole, ci vorranno poi comunque anche dei regolamenti che dicono con quale modalità, se serve la prenotazione, se non serve la prenotazione, se si può andare su tutto l'orario giornaliero o limitatamente ad alcuni orari, perché poi le persone possano accedere.
Quindi diciamo che stiamo arrivando in una situazione di riapertura delle case di riposo, augurandoci poi che queste direttive siano applicate da tutti, perché noi sappiamo che abbiamo case di riposo pubbliche tipo le IPAB, abbiamo quelle private e poi abbiamo quelle private, io le chiamo così, di gente che fa quello che vuole senza nessun controllo. Allora noi auspichiamo che poi la Regione attivi i controlli perché questa modalità di accesso e di visita ai ricoverati valga per tutte le case di riposo. Ma la Regione normativamente può intervenire su questo o è necessario, come sempre nella gerarchia delle fonti, un atto governativo? Perché bisogna fare attenzione che finché non si sblocca il cappello del DPCM... Allora, l'ordinanza sicuramente del Ministro dirà che si riapre all'accesso ai parenti e dirà con quali regole di sicurezza, che sono quelle che abbiamo capito del Green Pass. Dopodiché le modalità di accesso e soprattutto con quali orari, eccetera, saranno direttive della Regione a tutte, anche perché noi sappiamo che in Italia le regioni sono diverse, sappiamo che le strutture sono diverse, quindi io credo che vanno adattate alla situazione praticamente della Regione Veneto. Assolutamente, anche perché ci sono strutture di RSA che hanno dei parchi, dei giardini, degli spazi verdi all'aperto, per esempio, dove è anche più sicuro ricevere, altri invece che non ce li hanno spazi piccoli, insomma non è tutto così scontato sì, è omogeneo. Tutte devono attrezzare un locale dove ci possano essere gli incontri. Quelle che avevano attrezzato le cosiddette stanze degli abbracci, che poi erano teli di plastica di cui la gente si rivestiva per poter ovviamente abbracciare l'anziano che era ricoverato, hanno avuto un certo risultato, nel senso che almeno l'anziano, seppur con diciamo così, l'intervallo della plastica, è riuscito a vedere un figlio, un familiare, eccetera. Però poi qual era la lamentela delle case di riposo? Che questi abbracci filtrati da manicotti di plastica, eccetera, costavano enormemente per la sanificazione. Immaginavo che ci fosse un problema. Ogni persona che cambiava andavano sanificati per non incorrere, eccetera. Sì. Ora questo problema non c'è più, si tratta che prima le case di riposo sia certo che sono in sicurezza, che quindi i loro operatori sono tutti vaccinati, che le persone anziane che possono essere vaccinate siano tutte vaccinate e eventualmente mettere in sicurezza in maniera separata quel minimo quantitativo di persone che non possono essere vaccinate per motivazioni varie, e queste motivazioni le sapranno solo i sanitari delle case di riposo e il direttore sanitario. Dall'altra parte c'è la necessità comunque che chi accede, chi vuole andare, e questo lo ripetiamo, ci vada in tutta sicurezza. Quindi ci deve andare con dietro i certificati che dimostrano che hanno avuto il Covid e sono guariti, oppure che sono stati vaccinati con prima e seconda dose, oppure se non hanno né l'una né l'altra vanno in farmacia, si fanno fare un tampone 48 ore prima, chiaramente, che dimostri che non sono contagiati da Covid, perché questa è la sicurezza loro e di quelli che vanno a visitare. Assolutamente. Ecco, allo stato attuale comunque chi va a farsi il secondo vaccino ha un certificato in mano, gli viene rilasciato, perché questo Green Pass non si capisce ancora come verrà attuato, cosa sarà, che tipo di documento verrà ad essere, c'è tutto quanto campato in aria e siamo già alle porte del suo utilizzo, per cui... Allora, per quello che abbiamo visto noi, chi ha fatto la vaccinazione con il doppio vaccino ha un certificato rilasciato che dice che sono stati vaccinati con la prima e seconda dose, dice che tipo di vaccino hanno fatto, quindi è un certificato vero e proprio che dimostra la vaccinazione completa, cioè quella di uno che è stato vaccinato completamente. Quindi sostanzialmente basta questo documento, perché prima di parlare di un Green Pass... vaccinato basta quello, come basta
la dichiarazione di guarigione da Covid, se uno ha avuto il Covid, Sì. perché a quel punto, quando uno guarisce, poi il medico di famiglia o l'ospedale o chi l'ha seguito è in grado di rilasciare una dichiarazione che dice che hanno avuto il Covid e che sono completamente guariti. Quindi se non sono stati poi vaccinati, basta la dichiarazione di guarigione dal Covid, perché noi sappiamo che soprattutto quelli che hanno avuto il Covid in tempi molto ravvicinati non gli fanno la vaccinazione, No, aspettano che passi un certo tempo per non sommare gli anticorpi creati dalla guarigione del Covid sì. con quelli del vaccino. Quindi chi si trova in questa situazione basta che si porti dietro la dichiarazione che sono guariti dal Covid. Quindi il problema sarà soprattutto per le persone più giovani che ovviamente ora che capiterà loro il vaccino oppure il classico nipote della situazione che chissà quando mai lo farà e di conseguenza... Questi se la cavano come se la caveranno se vogliono andare in ferie o se vogliono andare a trovare qualche amico fuori provincia o fuori regione con un tampone che dichiari che sostanzialmente non hanno il Covid. E oggi sono ammessi anche i tamponi cosiddetti veloci, quindi non serve fare un molecolare. No, perché sennò il medico non te lo prescrive neanche. Quindi è un di quelli che sostanzialmente ti danno il risultato dopo un quarto d'ora, quindi non è un grande problema. Ecco, questo è importante anche chiarirlo, che tutto sommato è anche molto rapido e poco complicato. Segretario, la ringrazio. Dovremo naturalmente tutto quello che stiamo dicendo, che ha raccontato la segretaria, è aggiornato in questi giorni, poi magari passa una settimana, cambiano le cose, insomma non possiamo saperlo, però è anche bene fare il punto, lo stato dell'arte, in modo tale da capire anche qual è il decorso delle varie procedure, quello che serve, quello che è bene anche sapere, restare soprattutto informati, perché questo è fondamentale per tutti coloro che hanno desiderio di andare a visitare i propri cari nelle strutture, nelle RSA o nelle case di riposo private. Allora, diciamo chiudiamo velocemente. La cosa importante di oggi è che si sta sbloccando l'accesso alle case di riposo. Perfetto. Le regole le devono rispettare tutti, è chiaro che sono regole in evoluzione, perché un po' per le responsabilità della Regione, per quelle del Ministero e poi per quelle complessive del Governo, è chiaro che sono cose che hanno un iter. Noi comunque manterremo tutte le informazioni necessarie anche per parenti che vogliono andare a visitare i loro cari ricoverati in casa di riposo. Siamo a disposizione con le informazioni a man mano che queste si evolvono. Segretaria, grazie mille del suo intervento, del suo aggiornamento, come sempre le auguriamo buon lavoro. E buon lavoro anche a voi. Grazie, grazie molte. Cari telespettatori, buon proseguimento e naturalmente chiamate le sedi dell'FNP CISL per prenotarvi un appuntamento per avere tutte le informazioni di cui avete bisogno e guardato naturalmente sul sito. Gli appuntamenti nelle nostre trasmissioni le trovate in replica sul nostro sito internet aggiornato. Grazie.